Si è svolto nel weekend in Piazza Maggiore a Este il campionato italiano degli sbandieratori Tenzone Bronzea. 250 gli atleti suddivisi in 10 squadre che si sono contesi il titolo del girone centro-nord. 4 le categorie in gara: singolo tradizionale, dove l'atleta può usare fino a 5 bandiere, coppia tradizionale, piccola squadra e infine grande squadra con musici, sicuramente la gara più spettacolare e scenografica, nella quale da 8 a 16 sbandieratori e fino a 20 musici sbandierano e suonano interagendo, ricercando sincronismi e figurazioni di notevole impatto. 10 le squadre in gara provenienti dal centro-nord, sbandieratori e musicità di Grugliasco in Piemonte, Associazione Musici e Sbandieratori di Urbana nel Veneto, Sbandieratori Sestieri di Ventimiglia Liguria, Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude in Piemonte, Associazione Gruppo Storico di Merlara nel Veneto, Associazione Rioni di Copparo in Emilia Romagna, Associazione Sbandieratori San Quirico d'Orcia in Toscana, Comitato Palio Borgo San Pietro d'Asti in Piemonte, Gruppo Musici e Sbandieratori Santa Maria di Pescia in Toscana e il Comitato Borgo Don Bosco di Asti in Piemonte. Esibizioni spettacolari e allo stesso tempo molto complicate a causa del sole e delle temperature torride registrate soprattutto nella giornata di domenica. Fisherman Channel News, Este.